Tra tanti bei posti, questi sono i più interessanti che ho scovato in Veneto. Non sono destinazioni conosciute, ma sono facilmente raggiungibili. Andiamo alla scoperta di 3 luoghi segreti ed emozionanti, sicuramente i più incredibili di questa regione, tra canyon nascosti e un'immensa città sotterranea. Ci troviamo in provincia di Belluno, Veneto, nel paese di Sospirolo, vicino al fiume Mis. Questo è il sentiero che in circa 5 minuti mi sta portando dal parcheggio che vi ho indicato precedentemente fino all'entrata di questa grotta che sembra davvero segreta. Sì, la vedete quella grotta lì in fondo? Ecco, quella è appunto l'entrata che si può accedere solamente quando il livello dell'acqua è basso. L'acqua purtroppo è arrivata fino lì, però se faccio il giro da sopra la collina posso accedervi tranquillamente. Guardate che acqua che c'è qui, è incredibile, è incredibile. Subito dopo il cunicolo si apre questo, una grotta spettacolare. Entrare qui è davvero un'avventura, è un ambiente diverso che emoziona e non poco. Mediante questi ponticelli di cemento che sono stati costruiti proprio per esplorare questo posto, si raggiungono aree differenti. Grotte scavate dalla forza della natura. Arriveremo ad una cascata alta più di 12 metri. È super interessante sapere che grazie alla sua temperatura questa grotta era utilizzata come frigorifero dove venivano riposti gli alimenti delle case della zona. Ma io non sono qui per conservare il cibo. Questa è l'entrata che ci porterà direttamente sotto la bellissima cascata soffia. Il secondo posto spettacolare si trova sulla cima del Monte Grappa, a quota 1775 metri, provincia di Vicenza, regione Veneto. Sono un po' bardato per il freddo, però sono qui per portarvi in un posto che vi piacerà sicuramente. Siamo sopra le nuvole e andremo a visitare una vera e propria fortezza sotterranea. È la più grande d'Italia e un sacrario dal design davvero sconvolgente. Per accedere ai cunicoli sotterranei che caratterizzano questa fortezza è necessario farsi scortare da un militare ed indossare un casco protettivo. Sono ben 5 i chilometri di gallerie che si intersecano tra di loro, sembrano non finire mai e continuano sempre più in profondità. È possibile riprendere solamente il lunghissimo corridoio centrale di questa incredibile struttura. Più di 5.000 soldati occuparono questa posizione che utilizzavano tra passaggi occulti per uscire rapidamente utilizzando l'effetto sorpresa. Dopo la conclusione della Grande Guerra, sul massiccio del Grappa rimanevano diversi cimiteri militari e quindi si pensò di costruirne uno unico Sotto la vetta di questo monte. testimone appunto delle ardite battaglie del Monte Grappa. Ragazzi, sono un po' congelato, però volevo dirvi che il sacrario del Monte Grappa Sorge in un luogo dove è stata combattuta una sanguinosa battaglia. Per la terza meraviglia ci troviamo ad Asiago, Veneto, provincia di Vicenza. Siamo davanti alla chiesetta della Madonna del Buso, costruita da un frate che ha deciso di dedicare la sua vita a questo luogo incredibile e soprattutto ricco di sorprese. Qui sotto le coordinate del parcheggio. è un posto allucinante. Guardate l'altezza di questo canyon e noi proseguiremo di là, nella valle oscura.
Questa gola è stata scavata completamente dal fiume. È un posto allucinante, parlo piano, perché davvero voglio conservare questa atmosfera magica. Anche l'itinerario di oggi si è concluso. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, un commento, insomma fatemi sapere se ci siete.